Salve Ox ragazzi e bentornati o benvenuti su Useless Video Gamer Italia. Qui con voi come sempre c'è Mike94 e finalmente siamo ritornati su Domenica Minecraft. Come promesso nella scorsa puntata, ora andremo a bomba e partiremo per un nuovo viaggio, una nuova avventura, sperando di non morire brutalmente ora con questi due ragnetti che ci stanno qui. Semmai andremo verso di là, mangiamo anche per non rischiare di morire. Mettiamoci il pane qua, va? Ho sentito anche degli zombie, ma vabbè, sti cazzi. Partiamo per di qua, nella scorsa, anzi risalviamoci le coordinate, non si sa mai nella vita. Qui sta anche salendo la carta, va bene, ma non ci interessa. Oggi partiamo all'avventura. Nella scorsa siamo andati dall'altra parte, oggi andremo di qua. Aspetto anche consigli per la piramide, perché sinceramente io non so come si fa, cioè che cosa si deve fare. Ma non andremo ora lì, anzi, ripeto, andremo un po' al cazzo a cercare qualche cosa, a parte a vedere i bug grafici e tutto questo deserto. Saliamo un po' per vedere se c'è qualcosa. Anche se arriva, ecco appunto, stavo dicendo appunto questo, se trovassimo un po' di neve non mi farebbe schifo, perché potremmo crearci poi, mi pare che anche le zucche ci abbiamo, o a meglio ci avevamo le zucche. Potremmo farci un difensore della notte, un difensore, cioè un omino di neve, un pupazzo di neve che ci possa, diciamo, difendere, difendere dai cattivi. Ma non sto prendendo una sega, cioè, ma non si faceva così? Oddio, no, forse sto sbagliando. Sì, forse sto sbagliando alla grande. Ah, ecco, con la pala. Ecco, non me lo ricordavo che si prendessero con la pala. Però vabbè, meglio così. Almeno l'ho capito dopo, dopo averne sprecato un bel po'. Prendiamocela che al massimo anche le usiamo lanciandole ai nemici. Anche se mi pare che non faccia per niente danno, però. Lì c'è del carbone, buttiamoci subito a bomba come se non ci fosse un domani. Visto che non ce l'abbiamo proprio lì a casa. Ok. Oggi sto girando parecchi video anche di Minecraft perché mi sto abbastanza divertendo, quindi perché no? Volevo poi subito partire all'avventura, anche perché mi è dispiaciuto molto morire così brutalmente la scorsa volta. Soprattutto mi dispiace cioè non potervela far vedere, anche perché è stata una morte assurda. Cioè stavo creando il classico pilone per ritornare in cima e come una peracotta sono caduto perché ho sbagliato il tasto. Invece di premere maiuscolo ho premuto CTRL e quindi sono caduto come un cretino. Ah, qui c'è qualcosa. No, c'è una bella... niente, c'è una pecora. Però come tutti sanno la pecora porta soldi. No, non è vero. Però... ma non c'è una ceppa. Siamo un po'... io già mi sono dimenticato... oh, ma tu pensavo che era un creeper, invece è un albero. Già mi stavo preparando al duello sanguinario, invece era un albero. Intanto già abbiamo trovato parecchio carbone, ma mi servirebbe anche il ferro perché, come potete ben vedere, siamo quasi completamente nudi. E mi sono anche dimenticato di fare il letto. Ecco cosa mi sono dimenticato prima di partire. Anzi, sarebbe una buona cosa farcelo, anche perché qui le pecore ci sono. Perché non ucciderle? È bello, non mi sono nemmeno portato le cesoie. Vabbè, prima o poi ne dovremmo trovare altre. Intanto continuiamo a prendere questo carbone che schifo non fa. Soprattutto che abbiamo dovuto bruciare del legno per fare le torce. Dai, così. Ok. Ok, grande così. Qui c'è un alberello, ma sti cazzi. Ok, ma qui già siamo tornati, cioè già siamo venuti. E mi ricordo perché ci siamo venuti quando io mi sono perso una forse delle prime puntate fatte. Che mi ricordo che si fece notte e io iniziai a correre come un forsennato. E sono ovviamente pure lì morto
però spero di non fare la stessa brutale fine. Intanto è arrivata la pecora, mi sono un attimo preoccupato pensando che fosse un mostro. Comunque buttiamoci giù, tanto abbiamo ancora la barra della fame. Intanto forse stiamo troppo andando verso la riva, quindi difficilmente troveremo una grotta appetibile, anche se abbiamo già trovato parecchio carbone. Però stiamo anche girando intorno. Ok. C'è una pecora, anzi facciamoci il letto visto che ci siamo. Ok. Spero sempre di non sbagliarmi. Ok. Anche che mi pare di averlo perso pure il letto quando sono morto. Ho perso tutto. Riprendiamoci ovviamente la crafting tables. Che c'è da fare? Andiamo ancora un po' avanti. Semmai troviamo la grotta e poi nella prossima puntata ce la spulciamo tutta. O anche in più puntate. Quella che avevamo trovato l'altra volta era davvero bella, però la vedo molto difficile ritrovarla, anche perché sono andato nella parte completamente opposta, giusto per vedere qui che c'è, oltre a ritardi grafici. Per il momento tanta acqua, ma mi scoccio parecchio. Ah, eccola, una papabile grotta. Minchia. Qui non sbaglio più tasto. Qui è difficile da scendere, eh. Fa quasi paura. Fammi premere CTRL, che sennò qua c'è del ferro. Stavo pensando che sarebbe figo se creassero il come si chiama? Il paracadute. Sarebbe una figata assurda. Paracadute su Minecraft. Chissà se esiste una cosa del genere. Intanto sto facendo qui l'acqua per potermi buttare senza morire brutalmente, però è ben poca. No, non ci arriva. Dovrei farmi anche un secchio, ma purtroppo non c'ho... Non c'ho il ferro. Ah, lì c'è del ferro. Qui c'è parecchio ferro. Cioè, oddio, parecchio. Ce n'è. Potremmo addirittura farci ora un secchio e buttarlo lì. Sarebbe un'idea. Però sarebbe anche un'idea non morire. Non morire senza aria. Anche che una brutta morte. Ok, continuiamo a prendere un po' di ferro. Poi semmai ci creiamo anche la fornace. Ecco, anzi creiamocela. Bruciamo il ferro. Facciamoci un bel... una bella fornace. Poi ci facciamo il secchio. E poi... boh. No, poi nada perché... Ok. Fornace. Sì, ok. Ferro. Un po' di carbone. C'è un altro po'. Facciamo i taccagni. Ok, c'è un altro po' di ferro qua. Prendiamocelo tutto, visto che ci serve. Volevo fare appunto una cascata per scendere lì sotto. Poi semmai scendiamo lì sotto e poi ci saluteremo. Ok, ok, sali, sali, sali. Ok, bravissimo. Certo, molto scomoda qui la miniera. Prendiamocene un altro e poi semmai basta. Tanto sicuramente là sotto ne troveremo a bizzeffe. Sali, sali, sali prima di morire brutalmente. Ok, bravo. Ok. Già ne ha fatte, bravissimo così. Fammi il secchio per favore. Ok. Andiamoci qua. Ok, prendiamoci tutte queste cose. Prendiamoci questa. Ok. Prendiamoci l'acqua ora. Facciamo un po' di così senza cadere.
Però questa cosa qui è molto scomoda. Minchia, già sono pieno. Putta. Ah, perché solo 16 le palle di neve. Ok. Mamma mia. Avevo sbagliato tasto e... Già si è fatta notte, molto bene. Cioè, oddio, non proprio molto bene, però. Ragazzi, davvero mi sto facendo sotto dalla paura perché qua se cado sgarro. Veramente sono cacchi. Arriva fino a sotto, sì! Sì! Mamma mia! Mamma mia che figata! Sono anche caduto, cioè sono proprio scivolato. C'è anche uno zombie. Che figata! Abbiamo fatto davvero un'ottima cosa, però vedo anche inutile perché è chiusa. Vabbè, uccidiamo questo zombie, poi semmai risaliamo prendendoci anche il carbone che c'è. Diciamo che non è stata un'ottima cosa visto che è chiusa. Però vabbè dai. C'è un po' di carbone. Qua è proprio chiusa. No, si è chiusa. Che sfiga! Che sfiga ragazzi. Però vabbè dai. C'è utile. Forse piano piano. Chi c'è? Piano piano prenderemo tutto. Detto questo, abbiamo trovato un po' di cose. Vabbè, non ci serve molto la cosa. Vi invito come sempre a condividere il video questo per permetterci sempre di crescere. Iscrivervi se non siete iscritti. Lasciare un bel like. Commentate, mi raccomando. Un salutone da Useless Video Gamer Italia e da Mike94. Ciao ragazzi.